Speriamo che li mettano dentro e buttino via la chiave, se è vero che sono loro. Ci sono speranza e cautela nelle parole di Edda Doro, la negoziante rapinata nel suo market di Refrontolo la sera del 2 marzo scorso. Sono passati 20 giorni da quei fatti e nulla, nonostante la reazione energica e lo spirito combattivo dimostrati da questa donna di 81 anni, è come prima. È cambiato parecchio per me perché alla sera ho sempre paura, non sono più tranquilla come prima, è cambiato qualcosa. Durante il giorno no, sono tranquilla, ma quando comincia a venire buio... Fa paura. Insomma, chiudiamo la porta e apriamo solo se conosciamo, altrimenti lasciamo chiusa. Bisogna provare per credere. Ma a cambiare in un paese come Refrontolo non è stata solo la vita di Edda. Mi sono accorta di una cosa, che la sera non abbiamo più il movimento di prima perché la gente ha paura. Di solito alla sera, adesso che le giornate sono un po' più lunghe, veniva sempre 7:10, 7:15 prima di chiudere. Adesso prima delle 7 abbiamo sempre finito perché non c'è più movimento. La gente ha paura. Adesso mi sto provvedendo per mettere sulla telecamera, però non penso che risolva tanto. A tirare un sospiro di sollievo in queste ore l'intera comunità, con una partita giudiziaria che però è ancora tutta da scrivere. Io ho avuto la notizia stamattina e devo dire che mi ha fatto particolarmente piacere. Io, ecco, fin da subito avevo espresso fiducia nei confronti dei carabinieri che poi si sarebbero interessati a queste ricerche e insomma i frutti sono stati molto positivi, per cui bene così. Mi auguro insomma, che vengano incriminati e paghino per quello che è il loro crimine. Quindi diciamo senza sconti, senza nulla. Senza sconto, ognuno deve pagare per quello che fa e quindi quello che è previsto che lo paghino fino alla fine. Tutti mi dicono sto tranquilla, però dirlo è una cosa e così è. Le chiacchiere sono che io adesso mollo tutto, che non è vero, non ho deciso niente, non ho pensato proprio niente. Ecco, diciamolo, lei non molla. No, per il momento no, beh, insomma ormai la mia età non è che vada avanti ancora chissà quanto, però insomma finché sto bene sono là.